prende poi mi porta via ed io non so se è una bugia ed io non so se è stata mia. È scoppiata una mania, quella della linea erotica, improvvisate seduzioni mascherate nell'inconscio e chiuse in chiave telefonica. Per chi ha paura di far sesso è frustrato da un complesso, c'è una prestazione ermetica, protetto dall'anonimato, nutre un coito disperato, quell'assenza che c'è in te, la voce sensuale che scalda la pelle, delirio dei sensi, piaceri di una serena alienazione che ci coinvolge in un gioco segreto, l'indovinello dei nostri peccati, la biancheria sotto i vestiti, gli oggetti spoglio con la mente e quel tuo tono provocante si accende. Così preziosa, così strana e maliziosa, tu conversazione erotica, a volte magica e sensuale, a volte straniamente uguale all'ideale che c'è dentro me. Ma preferisco che tu sia soltanto il frutto della mia sconsiderata fantasia. Sei tu l'amore mascherato di cui conosco solo il fiato quando esplodi dentro me. Può nascere un errore, freno il mio amplesso nella mano, appena posso ti richiamo, io senza te sarei spacciato. Ti amo. Lei, la voce sua mi prende poi mi porta via ed io non so se è una bugia ed io non so se è stata mia.